Buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche questo venerdì a TV7 Match. Buonasera Ermanno. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo tanti temi anche quest'oggi da affrontare in questa nostra lunga serata. Iniziamo con, ovviamente abbiamo le ricorrenze storiche, ma abbiamo anche l'attualità, parliamo di tante cose questa sera. Sì, parliamo di cose estremamente importanti, soprattutto il diritto di famiglia, che si sta trasformando perché sta evolvendo, non so se positivamente o negativamente, un rapporto tra coniugi che coinvolge naturalmente purtroppo anche i figli. E allora bisogna in questa situazione trovare una via d'uscita per un rapporto paritetico e giusto tra il marito e la moglie, che sono poi il padre e la madre, nei confronti dei figli. Sappiamo che spesso succede che i figli vengono strumentalizzati nei confronti di uno dei genitori e quindi c'è un reciproco punto di contrasto tra le parti e questo naturalmente è negativo. La legge naturalmente cerca sempre di aiutare le cose, ma poi la legge è un indirizzo, poi sta nella cultura e nell'etica delle persone l'applicazione della stessa legge, perché altrimenti la legge, e l'abbiamo visto in molti casi, diventa addirittura negativa. Questo tentativo di migliorare il rapporto post-matrimoniale è oggetto appunto di questo dibattito, e poi parleremo invece del diritto della libertà di stampa, perché anche questo è un dibattito che è uscito e direi che, indipendentemente da come viene preso da noi giornalisti, è stato opportuno, perché apriamo finalmente un dibattito cosa effettivamente fa l'informazione televisiva, stampa, radiofonica o comunque la rete, per riuscire a informare o per caso non aiutiamo la disinformazione. Fino a che punto noi condividiamo l'informazione, fino a che punto deformiamo l'informazione, cioè non riusciamo a rappresentare la realtà in cui viviamo. Ecco, questo è il secondo dibattito, ma passiamo invece ai nostri ospiti e parleremo un po' di storia. Certo, allora innanzitutto ripresentiamo per i telespettatori a casa questa sera, questa prima parte. Abbiamo con noi Fabrizio Moda, buonasera. Lei fa parte dell'associazione Papà Separati Onlus di Padova. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qua con noi. Grazie all'avvocata Consuelo Lillo, buonasera. Lei è un avvocato di diritto di famiglia, si occupa anche di diritto di famiglia, corretto? Certo. Sì, certo, grazie anche a lei di essere qua. Poi abbiamo il dottor Oscar Miotti, buonasera, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, buonasera e grazie anche a lei della sua presenza. E poi abbiamo un'altra avvocata, Francesca Gislon, buonasera, lei è l'avvocata del Centro Veneto Progetti Donne, corretto? Grazie anche a lei della sua presenza. Allora, dicevamo, apriamo come sempre con le nostre ricorrenze storiche, sentiamo di che cosa parliamo nella nostra breve sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 15 novembre 1940. Il bombardamento di Coventry. In una notte la cittadina inglese viene distrutta dall'aviazione tedesca. Allora, è la notte tra il 14 e il 15 novembre del 1940, un pesantissimo bombardamento rade praticamente al suolo la cittadina inglese di Coventry. E allora introduciamo, prima di raccogliere qualche opinione anche qua in studio, con questo breve servizio.
Seconda guerra mondiale. Nella notte fra il 14 e il 15 novembre 1940, la cittadina di Coventry, in Inghilterra, subisce un pesante bombardamento da parte dell'aviazione tedesca e viene completamente rasa al suolo. 500 bombardieri sganciano 150.000 bombe incendiarie, 100 ad alto potenziale, più di 500 tonnellate di esplosivo. Il raid aereo distrugge 4.000 edifici, gran parte del centro della città, comprese 12 fabbriche di armamenti e la storica cattedrale di St. Michael, di cui rimase solamente lo scheletro. La cittadina britannica diventa così l'emblema più significativo della cosiddetta guerra totale, un drammatico salto di qualità nel conflitto con i paesi belligeranti che mettono in atto strategie terroristiche. Non si faceva più distinzione tra bersagli civili e militari, si puntava a distruggere tutto. L'accanimento dell'aviazione tedesca faceva parte della strategia nazista che voleva piegare l'Inghilterra radendo a zero le sue città e sterminandone la popolazione fino a spezzarne la volontà di resistere. Il bombardamento di Coventry non fu il più violento della guerra e la città non subì il livello di devastazione e il numero di vittime di Dresda, dove nel febbraio del 1945 almeno 25.000 persone morirono sotto le bombe alleate. Dall'evento però prese origine il termine tedesco coventrizzare. Ecco qua, allora, un termine che è entrato poi appunto nell'uso comune, conventrizzare. Io inizierei dal dottor Miotti, perché anche nel testo di questo servizio abbiamo, come dire, fatto riferimento a una strategia anche psicologica, no? Cioè i tedeschi mettono in atto questa strategia del tabula rasa per minare, diciamo così, le volontà di resistenza. Certamente pieghi la popolazione e quindi togli poi quel consenso di cui i governanti e comunque i capi militari hanno bisogno per poter portare avanti una guerra o anche una resistenza. Quando tu metti la popolazione così duramente alla prova non hai più quel sostegno e quindi poi ti vedi magari anche costretto alla resa. Ecco, quindi è una strategia pazzesca. Credo che poi forse con la prima guerra mondiale abbiamo cominciato a avere, non so, dei bombardamenti, poi nella seconda sicuramente, però lì c'è stato un inizio spietato per cercare di modificare le sorti di una guerra. Certo, ecco, avvocata Gislon, bombardamenti pesanti che, come dire, vederli oggi, immaginarli oggi c'è una certa difficoltà, o no? Beh, immaginarli è difficile, ricordarli è molto giusto, perché la memoria della storia è quella che poi ci aiuta nella vita quotidiana a tener conto di quello che è stato, cercare di non fare gli stessi errori. Certo che sono immagini che, sì, per come siamo abituati noi, per la vita che facciamo noi, sono veramente, colpiscono nel profondo. Ecco, è una storia che ci arriva dai libri di scuola alla fine. Penso che, come dire, no? Noi raccontiamo dei fatti per così come ci sono stati insegnati, ma forse diciamo la storia, come si usa dire, viene raccontata dai vinti, no? Moda. Sì, viene raccontata dai vincitori, diciamo. Quindi viene sempre raccontata in modo un po' forse parziale. Sì, c'è anche cioè, 2 guerre mondiali, 100 milioni di morti ammazzati, 100 milioni di morti ammazzati. Direi che, come ha detto l'avvocato, dovremmo imparare qualcosa da queste. Devo dire invece che raramente l'uomo riesce a far tesoro quantomeno di queste calamità catastrofiche. Per cui a me sembra di notare invece che si tende, i paesi democratici, diciamo così, tendono ad esportare il conflitto, ma questo conflitto tende sempre ad esserci. Secondo me, diciamo, o gli uomini si orientano verso la formazione intellettuale oppure se tentano con certi mezzi, diciamo, di furbizia di spostare la guerra da una zona all'altra,
insomma, che difficilmente queste cose non si ripeteranno più. Quindi il rischio che possa ripetersi esiste ancora. Cosa dice avvocato Lillo? Ma dico che è vero che la guerra è raccontata dai vinti, però è importante tramandarla e mantenere vivo il ricordo, proprio perché anche se non si riesce per ovvi motivi a evitare tutti quelli che possono essere i conflitti nel mondo, e comunque è importante che resti la memoria storica di quello che è successo, quantomeno per le vittime, quantomeno per i nostri figli, per tramandare il ricordo anche di quello che è stato. A mio avviso è importantissimo. Certo, ecco, abbiamo un telespettatore che ha chiamato e che vuole intervenire. Ascoltiamo, buonasera, il suo nome gentilmente, da dove chiama? Mi chiamo Marina Berto, sono da Padova. Prego. Buongiorno, buonasera. Allora, diciamo che Coventry è stata proprio una vendetta che ha voluto fare Hitler dopo i bombardamenti che sono stati su Berlino, che ha fatto la RAF su Berlino. E è chiaro che dopo la battaglia d'Inghilterra sapeva già di non poter vincere, anche perché io un po' di storia me ne intendo, quindi gli U-88 che ha impiegato non erano nemmeno paragonabili ai bombardieri inglesi, che erano quadrimotori, e quindi io qua ho un Lancaster davanti, quindi il modellino di Lancaster tiene almeno il triplo del potenziale che potevano avere loro. Comunque è stata veramente quello che ha scatenato poi la reazione, diciamo, di Churchill su Amburgo. Diciamo Amburgo ci sono stati più morti che a Breslau. Naturalmente la guerra è guerra, purtroppo non sono parole per definirla, diciamo. La disumanità poi è stata proprio in pratica quella di scatenare una vendetta. Certo, è stato chiarissimo. Non potendo avere la vittoria, non essendo riuscito sul leone marino. Va bene, volevo solo fare quell'intervento, speriamo che non ci siano mai più guerre. Certo, grazie del suo intervento. Sicuramente poi gli alleati hanno... Ma diciamo che Conventrix è una tappa della seconda guerra mondiale, ma già prima della seconda guerra mondiale noi abbiamo una serie di casi analoghi che sono il preludio di quello che sarà successivamente l'uso del mezzo aereo per bombardare i civili, perché i civili diventano parte integrante della guerra. Tutte le guerre hanno coinvolto i civili, anche la prima guerra mondiale, ma mai come la seconda guerra mondiale. E allora purtroppo la storia viene raccontata secondo la filosofia dei vincitori. Io direi che invece andrebbe sottolineata la memoria. Ricordiamo i fatti, poi uno li può interpretare come vuole, perché l'interpretazione è soggettiva. I fatti, se descritti nel loro contesto, sono oggettivi o sono maggiormente oggettivi. E allora il primo esempio di bombardamento è Addis Abeba da parte degli italiani. Usano i mezzi aerei per bombardare delle persone assolutamente indifese. Il conflitto era finito, non succedeva nulla ed è stata una strage. Diciamo che, il commento lo faccio dopo. Il secondo grande bombardamento, e ne abbiamo un esempio anche artistico da parte di un grande pittore, che è Guernica. Guernica ci fa capire, ed è stata la prima città ad essere interamente rasa al suolo dalla forza aerea tedesca. E lì i tedeschi volevano collaudare
l'effetto di un eventuale attacco, e quindi Guernica è il preludio dei bombardamenti successivi. Però prima di Convetrix c'è Monaco, come diceva giustamente il nostro telespettatore, perché sono gli inglesi a attaccare per primi. Siamo già nella fase di disfatta, quindi il fronte, la Francia è stata invasa, però l'Inghilterra tenta una sorta di riscossa e qui naturalmente i tedeschi si scatenano. I tedeschi non puntavano all'invasione della Inghilterra perché sapevano con certezza che era invasa l'Inghilterra non avrebbero risolto assolutamente nulla. La base aurea inglese era già stata spedita in Canada. Le maggiori risorse, diciamo, pecuniarie dell'Inghilterra erano state allontanate. L'Inghilterra aveva l'Australia, aveva il Canada, aveva un sacco, aveva l'India, eccetera, per cui l'invasione di Londra sarebbe stata una forma limitativa e non avrebbe concluso comunque la guerra perché il centro nevralgico dell'Inghilterra si sarebbe spostato. E poi c'era l'alleanza con gli Stati Uniti che avverrà subito dopo, quindi nel 1941, subito dopo l'attacco a Pearl Harbor. Ma poi abbiamo altri esempi, per esempio i bombardamenti italiani. Abbiamo bombardamenti a Palermo, ma soprattutto quelli di Napoli, e si confonde l'idea che i napoletani reagiscono contro i tedeschi. Abbiamo le 4 giornate di Napoli, reagiscono contro i tedeschi quasi condizionati da questi bombardamenti, e non è assolutamente vero. I napoletani quando ci si mettono sanno difendere il proprio territorio, la propria situazione. E tanto che Mussolini diceva: ma come mai i napoletani che sono stati bombardati inneggiano ai conquistatori, cioè agli inglesi e agli americani che invadono, stanno salendo, diciamo, dal sud, stanno invadendo l'Italia. E la cosa lo meravigliava. Lui pensava che sarebbe stata in realtà una reazione contraria, ma in realtà non è una reazione dal bombardamento, è una reazione contro un certo tipo di politica che si era esaurita, quella fascista. Gli italiani avevano preso consapevolezza che tutto quell'inneggiare alla potenza e alla conquista non aveva portato a nulla. Ricordiamo che l'Albania l'abbiamo prese, che in Grecia, se non arrivavano i tedeschi, ce le avrebbero date, ed erano, diciamo che erano 7 milioni i greci contro il nostro esercito. In Africa abbiamo visto com'è andata, quindi si capiva che noi nella guerra non eravamo preparati, e in effetti non lo eravamo, perché all'inizio del conflitto pochi sanno che noi abbiamo fatto la dichiarazione di guerra agli Stati Uniti. Mussolini ha dichiarato guerra agli Stati Uniti, non è stata l'America a dichiarare guerra né all'Italia né alla Germania, ma è stato esattamente il contrario. Questo dà la misura della poca percezione di quello che era in realtà, quando poi gli inglesi, prima della guerra, ci fornivano i motori per gli aerei, perché noi non producevamo, salvo alcuni tipi di motori, non producevamo motori sufficienti e adeguati per creare una forza aerea dal conflitto. Quindi noi abbiamo attaccato i nostri fornitori. Che futuro avremmo potuto avere? Questo non si capisce. Siamo entrati nella seconda guerra mondiale senza avere i carri armati. I nostri carri armati erano lunghi 5 metri contro i 15 metri quelli russi piuttosto che quelli tedeschi, eccetera. Il nostro potere di fuoco rispetto a quelli tedesco era 1-5. Noi sparavamo un colpo, i tedeschi sparavano 5. Questa è stata la follia di una decisione probabilmente poco assennata. Quindi abbiamo visto gli alleati che hanno bombardato Napoli, Milano, Padova, hanno raso al suolo tutta la parte
e per poco non abbattevano anche la cappella degli Scrovegni, perché abbiamo visto invece che diverse chiese, tra cui il Duomo, è stato preso in pieno e abbattuto. Quindi diciamo che la guerra, come diceva il nostro spettatore, non risparmia nessuno. Siccome non risparmia nessuno è bene non farla, così non ci sono problemi. Naturalmente questa guerra adesso non si è spostata più tra le nazioni ricche, finalmente abbiamo raggiunto una certa idea che l'Europa deve stare unita, così non ci scanniamo più, dopo esserci scannati per circa 1400 anni. Abbiamo capito che non si fa più, però l'abbiamo spostata in Siria, l'abbiamo portata in Iraq, l'abbiamo spostata in altri paesi, di cui poi condividiamo le risorse, perché dove c'è la guerra c'è sempre il petrolio, o ci sono diamanti, o c'è oro, o c'è qualche altra risorsa, e quindi poi succede che abbiamo questa immigrazione di cui parleremo alla prossima puntata, che devasta non soltanto, diciamo, le persone che subiscono questa deportazione, ma anche i paesi che le accolgono, perché la situazione è più grave di quello che non si possa pensare. Quindi Convetrix è diventata il sinonimo della distruzione totale. Speriamo che non succeda più. Certo, certo. Bene, allora chiudiamo qui la nostra pagina dedicata alla ricorrenza storica, andiamo per qualche attimo in pubblicità, ma torniamo subito e inizieremo allora a parlare di questo cosiddetto disegno di legge Pillon che tanto viene contestato. A tra poco, dopo la pubblicità.